Musica di qualità all'Istituto Comprensivo Cangiamila di Palma di Montechiaro, diretto dal professor Eugenio Dorsi, nell'ambito della stagione concertistica 2016-2017. Sul palco dell'Auditorium De Curtis, il quintetto Spor, gruppo cameristico apprezzato per compattezza di suono, omogeneità espressiva ed un'ottima padronanza tecnica. Applausi del numeroso pubblico hanno accompagnato la performance della formazione, composta da apprezzati musicisti di alta formazione accademica, oltre che concertistica. Roberto Saccà, il clarinetto, Luigi Sferrazza, violino, Francesco Nardella, violino, Maria Giulia Baglio, viola, Elisabetta Lamarca, violoncello. Il quintetto ha presentato un ampio repertorio che include sia lavori originali, sia trascrizioni d'autore di importanti lavori sinfonici e cameristici. La stagione concertistica, la cui direzione artistica è affidata alla docente di strumento musicale del Cangiamila, Domenica Mastronardo, si concluderà nel mese di maggio. Il prossimo appuntamento è per venerdì 24 febbraio. Ricordiamo che la stagione concertistica del Cangiamila si era aperta a dicembre con il concerto dei Sichelia. Quando abbiamo pensato di organizzare queste manifestazioni, noi pensavamo ai ragazzi. E li pensavamo in un contesto didattico, educativo, che permettesse loro di guardare le persone che fanno di questa attività, di questa meravigliosa attività, anche non soltanto una missione di vita, un costrutto di vita, ma anche una professione vera e propria. E quindi volevamo che voi vi confrontaste con questi artisti, ai quali va il mio riconoscimento, il mio ringraziamento, perché è chiaro, lo dovete sapere tutti, non si fanno pagare una lira, ci rimettono in tutto, sono qua solo ed esclusivamente per pura amicizia. Il professore Saccà, che è uno dei personaggi più illustri per quanto riguarda lo strumento che ha nelle mani, ed è una persona sinceramente validissima.